Bentornati, siete di nuovo in collegamento in compagnia di Laura Croce e vi sto riportando ancora una volta dalle parti appunto di Venezia per conoscere ancora meglio iHome, questa realtà strutturata che è cresciuta, pensate, durante il lockdown, ha raggiunto e sta raggiungendo nuovi traguardi e oggi è qui con noi per presentare un altro membro della sua squadra. Siamo infatti in collegamento con Alessandro, a cui do un grande e un calorosissimo benvenuto. Grazie mille di essere con noi, Alessandro. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Allora, so che tu sei impegnato all'interno della divisione B&B di iHome, Sì. ma esattamente qual è il tuo ruolo? Il mio ruolo è, di fare i check-in, prima accoglienza con i turisti che arrivano a Venezia, dar loro più informazioni possibili e indicare, e rendere il loro soggiorno più piacevole, più comodo possibile quando vengono a Venezia, arrivando in una città che non per tutti è facile da visitare e bisogna avere parecchie informazioni da persone che sono residenti nel luogo e conoscono abbastanza bene come funziona Venezia e come muoversi a Venezia. E credo che tu sia un'ottima guida. A sentire dal tuo accento credo che proprio tu sia originario da quelle parti, vero? Veneziano no, sono di Mestre, però purtroppo l'accento è quello, non si può cambiare. Ma purtroppo non direi per fortuna, perché muoversi e conoscere appunto quel luogo e avere appunto qualcuno che lo conosce, che può darti le dritte giuste, secondo me è un grandissimo vantaggio. Senti Alessandro, ma sì. Esattamente, visto che tu sei il volto a quel punto di iHome per i turisti, no, che vengono a trovarvi, ecco, secondo te quali sono le parti o le fasi più importanti di questo lavoro? Le fasi più importanti sicuramente è il primo messaggio che gli si dà, benvenuto, mi presento come il volto di iHome, dopodiché chiedo le informazioni su come arrivano, gli orari, e in base agli orari o informazioni che mi danno sull'arrivo io mi faccio trovare sul luogo più vicino a loro o direttamente magari se arrivano alla stazione in stazione o in punti precisi per poi poterli guidare o accompagnare addirittura a piedi a vaporetto nell'appartamento che hanno prenotato per il soggiorno, quindi evitando che si perdano per le callette, perché a Venezia che è molto facile. Purtroppo a Venezia sono molti calli o molte viaghe, ce ne sono non tantissime, che hanno lo stesso nome, però sono su sestieri diversi, quindi è facile trovarsi a Castello piuttosto che a San Marco quando uno ha prenotato un appartamento da una parte piuttosto che dall'altra, quindi bisogna essere più precisi possibile. Esatto, ho la sensazione che il tuo lavoro sia fatto molto di programmazione, ma anche di essere un tantino international, perché Venezia è meta di milioni di turisti da ogni parte del mondo, quindi devi essere un po' pronto a tutto. Sì, bisogna, sì. International sì, perché arrivano da tantissime parti del mondo e bisogna cercare di aiutare nel modo migliore le persone, perché ognuno ha una problematica diversa, perché non arrivano solo persone che sono giovani o di mezza età, alle volte arrivano persone anche un po' più anziane, che quindi bisogna aiutarle evitandogli di fare ponti o aiutarle anche lo stesso in presenza con valigie, portando la valigia fino all'appartamento, sulle scale, cercare di rendere il soggiorno anche l'arrivo all'appartamento più agile possibile. Senti Alessandro, che cos'è secondo te che i turisti che vengono a trovarvi poi a Venezia dovrebbero assolutamente fare, che magari o vedere o visitare o provare di Venezia, che magari è un aspetto o una attrazione non proprio conosciuta al pubblico di massa? Che cosa ci consigli per quando veniamo a trovarvi anche noi? Sì, ci sono parecchi locali tipici, non il classico locale o anche il classico museo di fama mondiale, ma quello più piccolino dove si possono vedere cose particolari non visibili a tutti. Ci sono parecchi piccoli musei o anche chiese che hanno particolarità migliori anche magari della chiesa della Basilica di San Marco o della chiesa di Santa Maria della Madonna della Salute. Ci sono chiese più piccoline che hanno particolarità molto più belle anche di quelle. E poi i piccoli locali, non il classico ristorante da 5 stelle, ma il baccaretto, come si dice in veneziano, dove si può degustare le tipiche specialità veneziane. Quindi perfetto, questi qua sono i posti migliori.
Benissimo, allora abbiamo già un appuntamento allora per le nostre prossime vacanze Bene. a Venezia. Esatto, abbiamo anche il punto di riferimento Alessandro. Io invito tutti coloro che ci stanno seguendo a pensare appunto a Venezia, perché Venezia è uno scrigno di tesori che non finisce mai, e grazie appunto ai ragazzi di iHome possiamo veramente godercelo. Alessandro, grazie mille di essere stato con noi, è stato un Grazie grande a te, piacere. Ci vediamo a piacere mio. Venezia. Grazie, ciao.